Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP, e vi do il benvenuto ad una nuova lezione del progetto La Salute di Casa. Anche oggi al quartier San Paolo con i nostri atleti. Iniziamo la lezione per chi vuole in piedi con qualche movimento di riscaldamento per la parte superiore del corpo. Rilassando le spalle iniziamo a fare qualche piccolo movimento con il capo e andiamo a guardare prima da un lato, girando la testa, lasciando le spalle ferme, rilassate, e poi lentamente ripassiamo frontali e proseguiamo guardando dall'altro lato. Senza fretta, torniamo indietro e alterniamo quindi uno sguardo a destra a uno sguardo a sinistra. Un po' alla volta, senza movimenti bruschi o strappi, proviamo a guardare sempre di più al lato, quindi avviciniamo un pochino di più il mento alla spalla durante la torsione. Ultimi movimenti. E possiamo poi rilassare il collo, sgranchire un po' le spalle e proseguire con un movimento che va dal basso, quindi con lo sguardo scendiamo, le spalle sono sempre ferme, rilassate, andiamo a guardare giù verso terra e poi al contrario risaliamo e con lo sguardo andiamo verso il soffitto. Sempre lentamente questi movimenti del capo. Quando guardiamo su, sentiamo che si allungano un po' i muscoli del collo davanti. Non esageriamo perché è un movimento in cui il collo sempre è un po' sotto sforzo, dietro, sotto la nuca. Mentre quando scendiamo in avanti, nessun problema, possiamo avvicinare il mento al petto e chiudere bene per allungare i muscoli posteriori del collo. Un ultimo movimento e andiamo a completare adesso il nostro consueto riscaldamento per il collo con un movimento un po' più ampio, circolare, in cui partiamo con lo sguardo verso l'alto e scendiamo lateralmente, proseguiamo poi guardando giù verso il basso e risolleviamo lo sguardo dall'altro lato. Così facendo disegniamo una specie di cerchio con la punta del naso, cerchio che poco alla volta proviamo ad ampliare. Ogni 2 o 3 giri in un verso possiamo poi cambiare il senso di rotazione, quindi girare nel verso opposto, così da attivare bene tutta la muscolatura ed evitare quel senso di vertigine che potrebbe sopraggiungere quando facciamo un movimento del capo come questo molto ampio. Bene. Sciogliamo un po' il collo, rilassiamo le spalle. Ci possiamo sedere momentaneamente per continuare ancora con gli esercizi di riscaldamento. Sciogliamo le spalle con qualche movimento libero. Qui solleviamo, abbassiamo le spalle. E poi continuiamo con qualche movimento invece obbligato, in cui rilassando le braccia lungo il corpo, facciamo sollevare le spalle e le avviciniamo lentamente alle orecchie senza sforzare. Al contrario poi scendiamo con le braccia, scendiamo con le mani verso il pavimento e andiamo giù, un po' a spingere verso il basso. Di nuovo si torna indietro e ci si
solleva le spalle più possibile vicino alle orecchie. Sarà più facile fare il movimento in cui con le spalle ci alziamo, solleviamo. È un po' più difficile immaginare di scendere con le spalle e avvicinare le mani a terra. Sgranchiamo un pochino le spalle in modo libero e proseguiamo spingendo con le mani all'altezza delle spalle lontano dal corpo. In questo modo avanziamo anche con le spalle. Al contrario, tornando indietro, avviciniamo le mani al petto, i gomiti alti vanno dietro la schiena, apriamo il petto e portiamo indietro le spalle. Spingo in avanti con le mani, allontano mani dal corpo, apro all'indietro tenendo le spalle alte, i gomiti alti, allargo il petto. Ultimi movimenti, posso unire anche il respiro. Apro bene, allargo il petto, inspiro, riempio di aria e poi butto fuori, spingo con le mani in avanti, butto fuori l'aria. E chiudo per l'ultima volta buttando bene fuori l'aria. Rilasso, sciolgo un po'. Avviciniamo adesso le mani alle spalle. Facciamo dei movimenti, delle circonduzioni col gomito che ci indica la direzione. Puntiamo verso il basso, abbiamo le spalle basse. Lentamente saliamo con i gomiti dietro al corpo e andiamo su verso l'alto. Passiamo con i gomiti in avanti e scendiamo davanti al corpo. Il giro continua, cercando un po' alla volta di rendere questo movimento più ampio e quindi portare bene i gomiti davanti al corpo, avvicinarli tra di loro, andare giù, provare a salire aprendo bene le spalle, salendo un po' di più con i gomiti rispetto al movimento di prima. Ancora qualche movimento bello ampio, allarghiamo bene, su in alto, chiudiamo in avanti, avviciniamo i gomiti e giù di nuovo. Ok, sciolgo un attimo le braccia, le spalle e riporto le mani vicino alle spalle e completo l'esercizio facendolo cambiando il verso. Quindi con i gomiti che partono sempre puntando verso il basso. Andiamo a salire davanti al corpo, ci portiamo verso l'alto e poi apriamo e allarghiamo dietro la schiena per scendere. Quando saliamo con i gomiti è un po' come quando ci stiracchiamo la mattina, andiamo a fare un bel movimento in cui saliamo, proviamo a portarli su belli alti e poi aprire, scendere dietro la schiena. Ancora qualche movimento bello ampio. E sciolgo. Ci rialziamo in piedi per continuare. Lavoriamo in piedi per avere più libertà di movimento a livello del bacino e del tronco, che sono le parti del corpo che andiamo a scaldare adesso, e lo facciamo prima di tutto con delle torsioni, senza strappi, senza fretta. Andiamo a ruotare con le spalle e lo sguardo tutta la parte superiore del corpo da un lato. Lentamente torniamo, guardiamo frontali e ruotiamo dall'altro lato.
senza fretta, che questo movimento fatto velocemente potrebbe anche darci un po' di senso di vertigine, quindi lo facciamo lentamente, ci concentriamo piuttosto sul movimento e cerchiamo un po' alla volta, quando ruotiamo, di girare le spalle e con lo sguardo andare a guardare dietro di noi. Ultimi movimenti, giriamo bene le spalle, giriamo bene la testa, giriamo bene lo sguardo e andiamo a guardare dietro di noi. Da un lato e dall'altro. Ok. Torno frontale, sgranchisco un po', qualche piccolo movimento e poi mettiamo le mani sui fianchi. Oscilliamo adesso dolcemente con il bacino da un lato, verso destra nel mio caso, e poi dall'altro. Ci muoviamo col corpo finché sentiamo che non oppone resistenza. Quando inizia a essere un movimento un pochino più difficoltoso o troviamo la resistenza dei muscoli del fianco, allora gentilmente torniamo indietro e oscilliamo dall'altro lato. Evitiamo di sforzare in questa prima fase il movimento cercando di spostarci molto lateralmente, non è necessario. Lasciamo che con le ripetizioni, quindi facendo un movimento dopo l'altro, il corpo si allunghi un po', si rilassi e ci lasci guadagnare spazio naturalmente. Se oscilliamo bene lateralmente, anche le spalle accompagnano il movimento, quindi oltre al bacino che si sposta avremo anche le spalle che si inclinano un pochino. Per completare questo movimento aggiungiamo un'oscillazione anche in avanti e indietro, per cui dal lato ci spostiamo col bacino in avanti, passiamo all'altro lato, oscilliamo verso dietro e completiamo poi il giro. Due o tre movimenti in una direzione e poi cambiamo giro. Ruotiamo dall'altro lato, mantenendo lo stesso movimento però, in cui col bacino ci spostiamo in avanti, passiamo lateralmente, oscilliamo bene dietro e poi dall'altro lato. Magari sentiamo anche qualche crocchio alla schiena. Ok, e torniamo verticali. Continuando a scendere lungo il nostro corpo, attiviamo un pochino di più la muscolatura delle gambe, andiamo a mobilizzare anche l'articolazione dell'anca e lo facciamo stando in piedi. Se abbiamo bisogno, abbiamo una sedia o qualunque altro supporto a portata di mano che ci garantisce un po' di sicurezza, ci dà un pochino di più di stabilità, perché adesso scegliamo una gamba e andiamo a sollevare il tallone mantenendo la punta del piede a contatto con il terreno. In questo modo l'equilibrio diminuisce un pochino, siamo più in equilibrio su un solo piede. Da questa posizione il ginocchio che è venuto in avanti lo andiamo anche a guardare e proviamo ad allargarlo all'esterno. Al contrario poi lo accompagniamo frontale e lo andiamo a chiudere internamente. Ok. Ripetiamo questo movimento in cui la punta del piede fa un po' da perno a terra e il ginocchio si allarga, si apre di lato e si chiude invece poi all'interno. I fagiolini. I fagiolini hanno proprietà nutrizionali molto preziose per l'organismo. L'acqua contenuta, infatti, fa sì che svolgano un'azione diuretica e depurativa sempre utile.
La caratteristica più interessante, però, è quella che coinvolge l'apparato scheletrico. Ciò grazie alla presenza di un vero e proprio mix di sostanze utili appunto per lo scheletro, quali il calcio e il fosforo, ma anche la vitamina A e la vitamina K, così come il silicio, minerale utile in particolare per la rigenerazione ossea. Con qualche movimento proviamo magari ad aprire bene all'esterno, sentiamo che si allungano i muscoli della coscia internamente e chiudiamo all'interno. Sentiamo i muscoli qua del lato invece. E cambio piede. Ripasso sul posto, 2 passi da fermo e poi, come prima, sollevo il tallone, la punta del piede resta a contatto con il pavimento e il ginocchio chiude all'interno e si allarga all'esterno. Proprio come prima teniamo come punto di riferimento la punta del piede che fa perno a terra, mentre il ginocchio che si muove, e più chiudo all'interno più sento la coscia qui lateralmente e posteriormente che si allunga. Più apro all'esterno più invece è la coscia nella parte interna che si allunga. Di nuovo sciolgo, faccio qualche piccolo passo sul posto e con un esercizio molto simile vado a mobilizzare la caviglia. Sollevo il tallone, la punta resta a terra, questa volta non è il ginocchio il nostro riferimento, è la caviglia, o meglio il tallone, e lo andiamo ad allargare esternamente per poi farlo scendere verso terra e risalire all'interno. Facciamo un movimento quindi il più possibile circolare, il più possibile anche fluido, senza scatti, cercando proprio di andare a mobilizzare la caviglia e raggiungere un po' tutte le posizioni che riusciamo. Abbiamo fatto qualche giro in un verso, se riusciamo proviamo a invertire il giro, quindi scendiamo con la caviglia all'interno, ci avviciniamo al pavimento e la portiamo all'esterno per risalire. Ok, sciolgo, sgranchisco un po' la caviglia e cambio piede. Uguale anche da questo lato. Cerco di allargare bene la caviglia all'esterno, mi avvicino al pavimento e la recupero risalendo all'interno. Di nuovo un movimento circolare. Un po' alla volta possiamo provare a farlo più ampio, all'inizio sarà un movimento molto piccolo. E come prima di concludere, andiamo a invertire il verso. Se riusciamo, infatti, portiamo il tallone all'interno, scendiamo, siamo vicino al pavimento per allargarlo all'esterno e tornare su. Ok, sciolgo di nuovo anche la caviglia. Concludiamo con 2 esercizi per i polsi. In particolare adesso, senza sforzare, portiamo le mani davanti a noi, palmo rivolto verso l'alto. Andiamo a chiudere un pochino le dita sul palmo, quindi a fare il pugno e poi ad allargare. All'inizio basta poco, basta avvicinare le dita al palmo e allargare in modo da aprire la mano. Un po' alla volta, se volete, potete provare a stringere un pochino di più con il pugno, fare un po' di forza e quando allargate a distendere bene tutte le dita. È un esercizio molto semplice ma che richiede comunque un po' di impegno. Se lo ripetiamo per qualche minuto inizia a essere anche faticoso. Buon esercizio che attiva tutta la muscolatura dell'avambraccio.
e ci abitua anche a muovere le dita, aprire bene la mano e stringere bene, come in due posizioni che, soprattutto quando dobbiamo aprire, è una posizione che non usiamo spesso nella vita di tutti i giorni. Ok, andiamo a sciogliere, sgranchiamo un po' le dita, i polsi. Portiamo le mani di nuovo davanti al corpo, questa volta il palmo è rivolto verso il basso e senza fare flessioni come prima andiamo semplicemente ad allargare le dita, ruotiamo il palmo e le dita spingono verso l'esterno per poi tornare indietro e portare le dita invece verso l'interno, a guardarsi tra di loro. E alterniamo, allargo, dita che spingono verso l'esterno, e poi chiudo, dita che vanno all'interno. Apro bene se riesco, spingo un po' con il mignolo verso l'esterno e poi quando chiudo provo ad avvicinare le dita quasi al puntare il petto. Ok, sciogliamo, concludiamo sgranchendo un pochino i polsi, ancora qualche piccolo movimento e un ultimo esercizio, una mano dentro l'altra, delicatamente andiamo a flettere un polso e distendere l'altro, alternando ci accompagniamo prima la mano in un movimento, poi nell'altro e se riusciamo aggiungiamo anche una piccola rotazione, così da creare un movimento il più possibile circolare. Come quando abbiamo lavorato sulla caviglia nell'esercizio di prima, cerchiamo un movimento fluido, delicato, perché è un'articolazione un po' delicata, quella dei polsi, che però sia ampio, sempre più ampio e vada a raccogliere un po' tutte le posizioni che riusciamo a fare con il nostro polso. Ok, sciolgo, rilasso e proseguiamo adesso seduti. Dopo questo primo riscaldamento, attivazione di tutto il corpo, lavoriamo un pochino di più in modo mirato, questa volta sugli arti inferiori. Lo facciamo con un esercizio ancora di mobilità in cui non vogliamo lavorare tanto con la forza quanto un pochino con l'ampiezza di movimento. Lo facciamo infatti aiutandoci anche con una mano, possiamo prendere il ginocchio e spostare il piede e la gamba lateralmente alla sedia. La portiamo all'esterno e poi chiudo all'interno e cambio con l'altra gamba. Alterno, quindi un movimento con la gamba destra, uno con la gamba sinistra, cercando ogni volta di guadagnare un pochino di spazio, quindi ogni volta cerco di portare il piede un pochino più a lato, un pochino più indietro rispetto a prima. Sento che si allunga la coscia internamente, senza sforzare, senza sentir male. Proseguo con qualche ripetizione, assecondando un po' il mio corpo, ascoltando fin dove mi permette di arrivare e provando poco alla volta a guadagnare spazio. Ok, torno, di nuovo i piedi davanti al corpo, un piede, anzi una gamba alla volta, distendo e poi riappoggio a terra. Cambio gamba, vado a distenderla davanti alla sedia e riappoggio a terra. Alterno di nuovo, gamba destra, gamba sinistra, in un movimento in cui l'obiettivo per ora è provare a distendere la gamba, se riusciamo, senza particolare sforzo. Può essere anche infatti sufficiente sollevare un pochino il piede da terra e poi tornare a contatto con il pavimento. Se invece riusciamo a distendere bene, avere tutta la gamba sulla stessa linea,
Possiamo anche aumentare un pochino l'intensità di questo esercizio portando la punta del piede verso l'alto, quindi tenendo il piede, come si dice, a martello. Ancora qualche movimento, non dovrebbe essere per il momento molto impegnativo, cerchiamo più che altro di muovere le articolazioni, riscaldarci ancora un pochino, anche se in modo più intenso. E giù, sciolgo un po', qualche passetto sul posto e riprendo un movimento per le caviglie, alzando leggermente il piede da terra. Non serve avere la gamba distesa, basta alzare un pochino il piede e con la punta del piede vado a disegnare un cerchio davanti a me. Di nuovo faccio un movimento circolare cercando una buona ampiezza. Adesso siamo un po' più caldi, possiamo lavorare con più sicurezza sulla caviglia. Appoggiamo il piede a terra e cambiamo gamba. Di nuovo la gamba leggermente distesa, la punta del piede va a disegnare un cerchio. Un po' alla volta lo facciamo diventare più ampio e in pochi movimenti cerchiamo di fare un movimento più ampio possibile, senza sforzare, senza sentir male, ma ricerchiamo l'escursione più ampia che riusciamo. E di nuovo giù, appoggio, granchisco un po'. Aumentiamo un pochino l'intensità di questi esercizi e lo facciamo mantenendo di più la posizione con le gambe. Infatti adesso proviamo a distendere una gamba davanti al corpo. Quando riusciamo ad averla ben distesa, con la punta del piede proviamo, mantenendo la gamba sollevata, a scendere da un lato e poi tornare su e scendere dall'altro. Un po' come fare il gesto del no con il dito, però utilizzando la punta del piede. 2 movimenti da un lato, 2 movimenti dall'altro e poi scendiamo e cambio gamba. Di nuovo distendo, cerco di mantenere la gamba ben dritta e scendo da un lato e dall'altro. 2 volte. E torno. In questo modo continuiamo a alternare gamba destra e gamba sinistra. In questo modo, obbligando la gamba a rimanere distesa durante l'esercizio, aumento un pochino l'impegno muscolare della coscia. Se voglio rendere l'esercizio un po' più difficile, al posto che 2 movimenti con la punta del piede posso farne 3. Così da aumentare il tempo in cui la gamba resta distesa. Un'ultima ripetizione per lato. Anche con la sinistra. I fagiolini. I fagiolini hanno proprietà nutrizionali molto preziose per l'organismo. L'acqua contenuta, infatti, fa sì che svolgano un'azione diuretica e depurativa sempre utile. La caratteristica più interessante, però, è quella che coinvolge l'apparato scheletrico. Ciò grazie alla presenza di un vero e proprio mix di sostanze utili appunto per lo scheletro, quali il calcio e il fosforo, ma anche la vitamina A e la vitamina K, così come il silicio, minerale utile in particolare per la rigenerazione ossea. E giù di nuovo. Sgranchisco facendo qualche passo sul posto. Adesso stiamo lavorando un pochino di più qua con la muscolatura delle cosce. Cerchiamo di dare continuità e aumentare un po' alla volta la difficoltà dell'esercizio. Per cui prendiamo bene posto sulla sedia, ci avviciniamo allo schienale qui dietro. Se riusciamo senza
appoggiarci senza rilassarci, ma mantenendo un po' di postura, mantenendo un po', diciamo così, la schiena dritta. Andiamo a distendere le gambe questa volta contemporaneamente, quindi gamba destra e gamba sinistra sollevate, distese davanti al corpo, scendono e di nuovo tornano subito su. Anche la discesa della gamba è controllata, non le lascio cadere per terra. Appena tocco per terra poi invece risalgo. Controllo tanto la discesa quanto la salita. Più lento è il movimento, più diventa poi impegnativo anche da sostenere. Per aumentarne un po' l'intensità posso fare lo stesso esercizio con i piedi a martello, quindi come prima, cercando di mantenere le punte ben rivolte verso l'alto. Distendo bene, sento come si contraggono i muscoli della coscia qui davanti e poi controllo bene la discesa senza lasciar cadere i piedi e giù. Sciolgo un po', se serve possiamo fare anche un automassaggio premendo e spingendo col palmo delle mani sulle cosce. Diamo anche così il tempo di riposarsi un po' la muscolatura. E andiamo a concludere con un ultimo esercizio in cui cerchiamo prima di tutto di distendere la gamba e poi di allargarla all'esterno. È un po' come se qui di fianco avessimo un piccolo ostacolo e lo volessimo superare. Possiamo quindi distendere la gamba e allargarla per appoggiarla a fianco alla sedia. Al ritorno sarà uguale, sapendo che più alto è l'ostacolo che scelgo di scavalcare con la gamba, più impegnativo diventa l'esercizio. Posso quindi scegliere di staccare leggermente il piede da terra e appoggiarlo lateralmente, oppure posso provare a distendere bene la gamba e cavalcare un oggetto molto alto. Più alziamo la gamba, più ci porta a inclinarci all'indietro con la schiena, quindi evitiamo di trovarci poi distesi completamente sulla sedia, piuttosto alziamo un pochino meno il piede e cerchiamo di mantenere una postura dritta. Se prima lo facevamo con una mano che ci aiutava a spostare il ginocchio, ora proviamo a farlo senza l'aiuto della mano, così da concentrare lo sforzo sulla muscolatura degli arti inferiori e degli addominali. E chiudo. Sciolgo un po', era un movimento più ampio, interessava non solo le cosce, anche la parte interna del bacino e i muscoli addominali. Ci prendiamo un attimo di pausa dalle gambe, dagli arti inferiori e torniamo a lavorare un pochino di più sulla parte alta del corpo. Quindi riprendiamo, se l'abbiamo persa durante gli esercizi o durante le pause, la nostra postura. Torniamo con la schiena un po' dritta, cercando di mantenere le spalle sempre rilassate. E lavoriamo con un esercizio in cui le mani si muovono contemporaneamente. Un esercizio semplice, lo facciamo spesso perché è un po' alla base poi delle nostre strutture di esercizi. Partiamo con entrambe le braccia distese, anche se rilassate ai lati del corpo, e lentamente salgo, porto le braccia all'altezza delle spalle, mi fermo un secondo in questa posizione e poi proseguo andando su con le mani verso l'alto. Senza esagerare, senza spingere, poi torno scendendo in avanti con le mani in un movimento lento e controllato, senza far cadere le mani a terra durante l'ultimo tratto. Torno con le braccia lungo i fianchi, sgranchisco un po' le spalle e riparto.
salgo lateralmente, mi fermo all'altezza delle spalle, mi do un secondo e poi proseguo su verso l'alto. Cerco di raggiungere un punto alto sopra la testa e poi lentamente scendo con le mani davanti al corpo. Più lento è il movimento di discesa, più diventa impegnativo l'esercizio, perché siamo costretti a controllare il peso delle nostre mani, delle nostre braccia fino alla fine. Sciolgo un po' e riparto. Allargo lateralmente, mi fermo all'altezza delle spalle, mi prendo un secondo e poi proseguo salendo. Cerco questa volta di spingere un po' verso l'alto con entrambe le mani, vado su, anche una alla volta, ma cerco di allungare un po' le braccia, la schiena, andare su verso l'alto e poi scendo. Proviamo a farlo di nuovo un'ultima volta, magari ci prendiamo un attimo per sciogliere, per sgranchire e riprendiamo. Ricordo che più lento è il movimento, più impegnativo diventa. Mi fermo un attimo con le mani all'altezza delle spalle. Proseguo. Di nuovo provo a portarle sopra la testa e spingere su bene verso l'alto. Spingo in alto con entrambe le dita, su molto bene e poi scendo molto lentamente. Proviamo a farlo molto lento, è l'ultimo. Controlliamo il movimento fino alla fine. E finalmente andiamo a rilassare, a sciogliere un po' le braccia e a sgranchire un po' le spalle. Come prima proviamo a fare qualche torsione adesso del busto, lavoriamo un po' di più sugli addominali. E lo facciamo svincolando le mani dalle gambe, quindi le teniamo sollevate, possiamo anche averle vicino al petto tra di loro. L'importante è che non siano a contatto, che non siano attaccate alle gambe, così da poter muovere le spalle liberamente, prima da un lato insieme allo sguardo e poi proprio come prima torniamo indietro e ruotiamo dall'altro lato. Alterniamo un movimento a destra, un movimento a sinistra. Stavolta il bacino è vincolato alla sedia, quindi dobbiamo ruotare le spalle utilizzando bene gli addominali. E adesso, per aumentarne un pochino l'intensità di questo esercizio, quando finiamo la rotazione, quindi dopo aver girato bene le spalle, ci fermiamo un secondo e facciamo una respirazione, mantenendo la posizione. Poi si torna rilassando, buttiamo fuori l'aria, ci prendiamo un attimo per respirare, per rifiatare e ruotiamo dall'altro lato. Ruoto bene, se riesco con lo sguardo guardo dietro di me, dietro alla sedia e poi mantengo la posizione. Il tempo di fare una bella respirazione e ritorno. Rilasso, prendo fiato e ripeto. Ruoto bene, guardo dietro, mantengo la posizione, faccio 1 o 2 respirazioni. Nel frattempo gli addominali sono ben contratti, stanno lavorando e torno. Ultimo movimento anche dall'altro lato, ruoto bene, arrivo alla fine del movimento, sto guardando dietro alle mie spalle con lo sguardo, mantengo la posizione. 1 o 2 respirazioni e poi lentamente torno e rilasso. Sciolgo un pochino, spalle, fianchi. Stiamo iniziando a lavorare prima con le spalle, adesso molto anche con la parete addominale, con i fianchi. Riproponiamo un esercizio in cui lavoriamo con un braccio alla volta. Partiamo con le mani all'altezza delle spalle e da questa posizione proviamo a distendere prima un braccio verso l'alto, poi l'altro.
alterniamo. Sale prima uno e l'altro scende e poi si danno il cambio. Se proviamo a spingere bene su con la mano, la spalla sale, l'altra di conseguenza un pochino scenderà e diamo il cambio. Di nuovo una mano sale bene verso l'alto, la spalla sale, l'altra scende un pochino e cambio ancora. Iniziamo un po' alla volta oltre a spingere su con la mano, a inclinare un pochino le spalle. Ecco che si allunga tutto il fianco del braccio disteso. Ancora qualche movimento, cerco di spingere bene su verso l'alto, scendo con le spalle dal lato opposto e cambio. È quasi un movimento in cui ci stiamo stiracchiando, perché andiamo a spingere e anche ad allungare bene i muscoli del fianco. E giù. Sciolgo un po' le spalle. E lavoriamo adesso con 2 mani contemporaneamente. Esercizio simile a quello di prima. Le mani partono dalle spalle e vanno prima a spingere in avanti, lontano dal corpo. Spingo, allontano il più possibile. Torno con le mani sulle spalle e apro. Allargo lateralmente, sempre all'altezza delle spalle, cerco di distendere bene. E torno. Di nuovo spingo in avanti. Spingo, allontano il più possibile e torno. E allargo. Alterno quindi un movimento in cui allargo, apro lateralmente, a uno in cui invece spingo in avanti, allontano le mani sempre dal corpo, ma questa volta davanti a me. Non è necessario farlo velocemente, scegliete un ritmo, mantenetelo se possibile costante. Cercate solamente di ripassare sempre con le mani sulle spalle e di distendere bene alla fine del movimento. Ultimi movimenti. Distendo bene, spingo in avanti e apro bene a lato. Apro del tutto e rilasso. Vado a sciogliere un po', sgranchisco le spalle. Ci rialziamo in piedi per continuare con l'ultima parte dei nostri esercizi. Torniamo a lavorare sugli arti inferiori, lo facciamo con la sedia di lato, che ci garantisce un po' di stabilità, come al solito. Sempre stando in piedi, lavoriamo un po' alla volta, con attenzione su un piede alla volta. Lo facciamo partendo da in piedi, con attenzione solleviamo se serve c'è sempre la sedia, solleviamo un piede e la punta lentamente la portiamo in avanti, insieme al ginocchio, quasi a voler portare la gamba a 90 gradi. Non è necessario mantenere tutti gli angoli per poi scendere e ripetiamo dall'altro lato. Porto il piede in avanti, la punta sale, il ginocchio sale, cerco più o meno di avere i 90 gradi sulla gamba e poi torno giù. Cambio di nuovo, salgo, ginocchio alto, punta in avanti e giù. In questo modo devo cercare, alterno sempre destra e sinistra, di sostenere un pochino il peso del ginocchio e della gamba, avendo il corpo ben dritto e ponendo l'attenzione, se possibile, al ginocchio. I fagiolini. I fagiolini hanno proprietà nutrizionali molto preziose per l'organismo. L'acqua contenuta, infatti, fa sì che svolgano un'azione diuretica e depurativa sempre utile. La caratteristica più interessante, però, è quella che coinvolge l'apparato scheletrico.
Ciò grazie alla presenza di un vero e proprio mix di sostanze utili appunto per lo scheletro, quali il calcio e il fosforo, ma anche la vitamina A e la vitamina K, così come il silicio, minerale utile in particolare per la rigenerazione ossea. Sciolgo un po', sgranchisco un pochino le gambe, facciamo un movimento simile però nel lato opposto. Stacco un piede da terra e lo porto dietro al corpo, distendo un pochino. Ritorno sul posto e cambio gamba. La gamba, se riusciamo, la teniamo un po' distesa, non serve rigida, ma un pochino distesa, così da avere il piede dietro al corpo più lontano possibile. Prima con una gamba, poi con l'altra. Se serve la sedia la posso mettere davanti, se mi aiuta di più con l'equilibrio. E mi fermo di nuovo sul posto. Sgranchisco un attimo e riprendiamo questo stesso esercizio con una piccola variazione. Infatti adesso provo a distendere la gamba e allargare, non molto, per poi tornare indietro e rimettere i piedi pari. Distendo la gamba dietro il corpo, allargo un po' e torno. Ogni volta che devo cambiare gamba faccio un passetto sul posto, mi aiuta a sgranchire le gambe. Non è necessario sollevare molto il piede dietro e nemmeno allargare molto lateralmente. Anche fare questo movimento con una piccola ampiezza è comunque allenante e in particolare sentirete la parte posteriore della coscia e anche il gluteo che lavorano in questo esercizio. E giù, sgranchisco un po', sciolgo la muscolatura, abbiamo già fatto 2 esercizi uno dietro l'altro per gli arti inferiori, dovremmo iniziare a sentire un po' la stanchezza sulle gambe, quindi è normale, se sentiamo che i muscoli stanno lavorando. Andiamo a concludere portando questa volta sì la sedia in avanti perché abbiamo bisogno di spazio lateralmente e andiamo ad allargare il piede di lato, guadagniamo un po' di spazio. Abbiamo le gambe quindi divaricate, pieghiamo un pochino la gamba che si è allargata e torniamo sul posto. Divarico, piego un pochino la gamba che si è allargata e torno sul posto. Non serve fare un passo molto ampio, una volta che piego un po' il ginocchio comunque lavoro in questo esercizio. La priorità è come sempre l'equilibrio, quindi riuscire a farlo mantenendo una posizione di sicurezza, quindi controllando la punta del piede, il piede quando è a terra, sentire che riesco a caricare bene il peso, torno indietro e sono di nuovo in equilibrio. Se questo esercizio viene abbastanza facile e riusciamo a mantenere anche l'equilibrio, possiamo sì, allora aumentare un pochino l'ampiezza, fare un passo più ampio, piegare un pochino di più il ginocchio e tornare. Sempre con gradualità. Senza fretta, non è neanche un esercizio da fare velocemente, va sempre fatto per controllare bene un movimento, bisogna farlo piano. Ultime ripetizioni. E torno. Sgranchisco un po' di nuovo, qualche piccolo passo sul posto è sufficiente. Completiamo con un esercizio di tutto il corpo, lo facciamo stando in piedi. Se serve la sedia sempre a portato, io la sposto per comodità. Divarico un pochino le gambe così da essere ben stabile e una mano alla volta inizio portando la mano alta sopra le spalle e poi la abbasso
in diagonale, scendo in obliquo lungo il corpo e vado verso il ginocchio opposto con la mano. Torno su in alto, apro, alto e a lato, per poi scendere incrociando e vado a puntare il ginocchio opposto. Di nuovo. Apro bene, allargo, se riesco apro un pochino anche il petto, con la spalla vado indietro e vado giù di nuovo a chiudere. Avvicino un pochino di più la mano al ginocchio, piego il ginocchio così da facilitare il movimento e alterno, mi apro bene e poi vado giù e chiudo bene. E di nuovo, ultimo movimento, apro bene, con la mano seguo, con lo sguardo seguo la mano, sia quando sale che poi quando scende va a toccare il ginocchio opposto. Torno su, mi raddrizzo e cambio lato. Questa volta con la mano sinistra, parto con la mano alta sopra la spalla, incrocio, porto il braccio giù. Si parte sempre piano, anche quando cambiamo lato si riparte praticamente da zero. Sollevo un po', apro di lato e giù incrociando vado verso il ginocchio opposto. Apro sempre di più, vado su bene in alto, allargo anche la spalla e poi incrocio e mi avvicino al ginocchio opposto. Allargo, guadagno spazio, apro anche un po' la spalla indietro e giù. Se riesco questa volta lo tocco anche il ginocchio. Ultime ripetizioni, apro bene, chiudo piegando un pochino anche il ginocchio opposto, mi avvicino. E giù. Ultimo. Alzo il braccio, alzo la mano, apro dietro, guardo verso l'alto, poi scendo giù bene, chiudo tutto, piego il ginocchio, vado a toccare il ginocchio opposto e torno. Finiamo questi ultimi 5 minuti di lezione con un po' di allungamento, facciamo parte in piedi, parte magari lo finiamo da seduti. In questa prima parte in piedi cerchiamo, mantenendo la stabilità dei piedi, di sciogliere le spalle, le braccia sono rilassate lungo il corpo. Andiamo a inclinare la testa di lato, quindi scendiamo un pochino con la testa lateralmente, allunghiamo i muscoli del collo dal lato opposto e manteniamo la posizione. Cerchiamo di mantenere una respirazione costante e di rilassare un pochino il corpo e i muscoli del collo. Lentamente, aiutandoci se serve con una mano, risolleviamo il capo, torniamo su dritti e assicurandoci che le spalle siano sempre rilassate scendiamo dall'altro lato. Inclino un po' la testa e allungo i muscoli del collo dal lato opposto. Cerco di respirare, mantenerla costante la respirazione. E come prima, per risalire, accompagno la testa, se serve con una mano, torno su dritto verticalmente e concludo chinando il capo in avanti. Scendo giù in avanti, avvicino il mento al petto. Con lo sguardo posso guardare le punte dei piedi o tra i talloni. Mantengo la posizione e sto allungando i muscoli posteriori del collo. Risollevo lentamente con attenzione il capo, torno su, sgranchisco un po' le spalle e facciamo un allungamento per le braccia e per le spalle. In particolare sollevo un braccio davanti al corpo, lo porto all'altezza della spalla, incrocio, chiudo come se stessi accompagnando una porta e
Con l'altra mano sostengo il gomito, lo spingo un pochino verso la spalla. Qualche respirazione, cerchiamo di rilassare la muscolatura della spalla che stiamo allungando e poi accompagno il braccio a scendere e cambio lato. Di nuovo sollevo il braccio davanti al corpo all'altezza della spalla, incrocio, sostengo il gomito con la mano opposta e lo spingo verso la spalla. Qualche respirazione e di nuovo accompagno il braccio in discesa. Ci sediamo per completare. Ci mettiamo con il bacino leggermente spostato lateralmente alla sedia, così abbiamo una gamba centrale che ci sostiene, è ben stabile, in equilibrio. La gamba che invece è di lato è più libera di spostarsi, è un po' svincolata, e portiamo il piede un po' alla volta, lentamente, a fianco e dietro la sedia, così il ginocchio scende e punta verso il basso. Più il ginocchio scende, più si allunga il muscolo qui della coscia, il quadricipite. Manteniamo la posizione, sempre respirando. E andiamo così ad allungare la muscolatura delle gambe. Qualche respirazione. E poi usciamo dalla posizione accompagnando la gamba, quindi senza sforzi, e andiamo a cambiare lato. Di nuovo troviamo una gamba al centro, molto stabile, che ci sostiene, e la gamba invece laterale che è più libera di muoversi. Così riusciamo a portarla a fianco e dietro alla sedia, facendo scendere il ginocchio giù verso il pavimento. Di nuovo, più portiamo indietro il piede e giù il ginocchio, più si allunga la muscolatura della coscia. Manteniamo la posizione con qualche respirazione. E come prima accompagniamo la gamba a risalire per riportare i piedi pari. Bene, questo era l'ultimo esercizio di oggi. Come al solito vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti!